Finisce in parità l'incontro al Totorusso di Aragona, una divisione della posta tutto sommato giusta che non permette di fare salti di gioia alle due squadre che restano ancorate alla speranza. La Agrigentina mira a giocare i playoff ma deve essere più concreta, lontana dall'Esseneto, mentre per la formazione di Falsone resta ancora alla portata l'obiettivo di salvarsi direttamente senza passare degli spareggi di retrocessione, a patto di non lasciarsi sfuggire punti pesanti della dotazione interna. Non è stata una bella partita come la derby e come le gerarchie imponevano. Brutta per quasi tutto il primo tempo la gara tra Aragona e Agrigentina. Si accende nella ripresa grazie a fiammate individuali. È mancata la coralità dei collettivi. La svolta del secondo tempo non sarebbe iniziata senza la martellata di Guallotta che spezza le catene tattiche di una Agrigentina che si è intestardita a giocare per vie centrali. Non bella vedersi la formazione di Micci che non sviluppa mai repentini cambi di passo sulle corsie esterne, favorendo l'iniziativa di un Aragona che ha praticato un calcio essenziale e pratico, basandolo sui lanci lunghi a superare la metacampo avversaria e cercando il solo Crisafulli buttato lì davanti e stretto in una morsa difensiva che gli ha lasciato pochi spunti personali. Prima del vantaggio locale il taccuino è avaro di annotazioni. Per l'Aragona solo un colpo di testa di Sorcia che arriva a schiacciare la sfera attutendone il colpo. Sul fronte opposto due punizioni celani, la prima con Tilaro che si accartoccia per parare la sfera, mentre la seconda va di poco al lato con l'estremo difensore sulla traiettoria. Poi la rete del vantaggio locale ancora su palla inattiva con la difesa dell'Agrigentina che si va a sorprendere e nulla può il guardiapale agrigentino Marziano che accenna all'uscita. Negli spogliatoi Miccichè intuisce che le percussioni centrali non producono gli effetti sperati per l'attenta disposizione tattica dei centrocampisti aragonesi. Dispone la squadra in maniera diversa e si affida alle sgroppate dell'under Miccichè e a quelle meno entusiasmanti di un Piazza evanescente. Giocando una gran mole di palloni sulle fasce aumentano gli spazi di manovra per Gallo ed è il capitano a piazzare una botta da 12 metri che permette di pareggiare i conti anche con la benevolenza di un Tilaro sorpreso. Ritrovato l'equilibrio aritmetico, l'Agrigentina, nonostante la giornata buia di qualche elemento di spicco, gioca meglio dell'Aragona perché dimostra di avere più fame di successo, ma anche per i miglioramenti ai lati che mettono a nudo le difficoltà tattiche dell'Aragona. Quest'ultima si rende pericolosa con una rasoiata di Crisafulli di poco al lato sul palo più lontano e con Marziano fermo sulle gambe. L'Agrigentina ribatte con una percussione in aria che meritava ben altra sorte, mentre sono le palle inattive a sortire qualche brivido agli agrigentini che nelle ripartenze hanno le armi per chiudere a proprio favore la disputa, ma Tilaro in una di queste salva distinto con i piedi.